2 dicembre 1915, giovedì. Ieri ritornarono in riposo in Crauglio i resti del glorioso 19° Reggimento Fanteria, che perdette tutti gli ufficiali e quasi 2000 uomini. I superstiti sono quasi tutti reumatizzati o ammalati. «9 dicembre 1915, giovedì. Un'automobile grigia con sopra diversi generali si fermò all'ospedale della scuola vecchia e scese niente meno che Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e Terra Redente. Dopo aver visitato i poveri soldati giacenti in letto ospedale, montando in automobile, rispose cordialmente ai saluti di diverse popolane del Borgo dei Frati e poi andò a visitare gli altri ospedaletti. 24 dicembre 1915, venerdì, vigilia di Natale. Il tempo è bello, dal Carso non proviene nessun eco guerresco. Sembra che gli avversari si siano tacitamente accordati di rispettare questa santa ricorrenza. 1 gennaio 1916, sabato. Si incomincia il nuovo anno con la solita nebbia ed umidità. Oggi non si vede, come gli altri anni, correre di qua e di là ad augurare buon principi. Non si vedono strette di mano né per le strade, né nei caffè, neppure nelle trattorie. Quest'anno si sente solo qualche augurio fra amici e parenti che dice che il Signor nos mandi la paz e che vegni a casa la nostra int. Questi erano gli auguri. 23 gennaio 1916, domenica. Levati con fitta nebbia e a suon di cannonate. Da ambo le parti si approfitta della nebbia, sperando qualche buon risultato. Oggi si aprì per la prima volta il Cine Orfeo, dando il rocambole inglese. Il proprietario fece affaroni. 25 gennaio 1916, martedì. Oggi è stata una delle giornate più terribili, perché da molto tempo non si udiva il cannoneggiamento tanto forte. Alle ore 6 una granata scoppiò a non grande distanza, perché produsse una forte detonazione. A sera è un po' di tregua. Verso le ore 10 ricomincia il tuono dell'artiglieria. Si apprende con rammarico la morte del signor Giuseppe Ponton, internato in Sicilia. Era ex segretario ed è stato podestà per parecchi anni. Lascia 9 figli. 6 febbraio 1916, domenica. Il cimitero di Perteole è stato ampliato. Non essendo questo sufficiente, stanno facendo di fronte al vecchio un nuovo. Fa senso vedere tante croci. A Perteole si aggira molto militare, ospedali poi sono molti. A sera, nella libera uscita, la piazza rigurgita di soldati d'ogni arma. Passa la fanfara del 124° Fanteria, seguita da uno stuolo infinito di soldati. Tutto Aiello accorre a questo inusitato passaggio. Il sesso gentile va a gara per vestirsi all'ultima moda. A notte, dopo la ritirata, tutto è silenzio. 27 marzo 1916, lunedì. Verso le 4:30 fui svegliato da un frastuono singolare.
Misteriose cannonate interrompevano la quiete notturna. Poi si distingueva un ronzio, che non si sapeva se prodotto da un motore d'automobile o di aeroplano, mentre il cannone tuonava sempre più vicino. Appena levato, appresi che tutto questo fracasso mattutino era prodotto contro il passaggio di una squadriglia di 5 velivoli austriaci, ed uno di questi fu abbattuto vicino ad Alture. La salma di uno dei 2 piloti venne collocata in una villa ad Alture ed il pilota ferito fu trasportato in un ospedale da campo. 30 aprile 1916, domenica. A sera la banda del reggimento Fanteria, che trovasi qui a riposo, tenne il suo concerto serale in piazza del Pascut, avanti il comando del reggimento di Fanfara, che appena venuti qui fu trasformato in banda, perché presero una dozzina di strumenti che appartenevano all'ex banda aiellese. Poveri strumenti, dopo aver tanto suonato inni austriaci, vanno a finire in bocche italiane. Ore 10:30. Montesanto è avvolto in nembi di fumo. Si vede sopra, sotto e sul dorso di questo. Al di qua, San Michele e Castelnuovo sono trasformati in fornace ardente. Tanti sono i proiettili mandati dagli austriaci. Verso le ore 4:30 si vede ancora molto fumo nero su Gorizia e a San Martino scoppiano moltissime granate e shrapnel e continuamente odesi un cupo rombo lontano proveniente da Gorizia. Ore 8. Il bombardamento continua. Forti rombi provengono dal versante Seibusi e Sels, ove si vede la vampa degli shrapnel ed il fumo prodotto dai cannoni. Alle ore 9 di sera uscì improvvisamente la banda del 121° Fanteria, suonando allegramente la marcia reale. Poi, dopo 14 mesi di silenzio, le campane annunciano al popolo di Aiello la presa di Gorizia, mentre sullo stendardo viene issato il tricolore. Il municipio ed alcuni privati seguono l'esempio ed ornano le case del bel tricolore. Frattanto la banda militare seguitava a suonare per le vie di Aiello, seguita da un lungo stuolo di soldati e fanciulli che applaudivano. Molte donne e ragazze, ad udir suonare le campane e la musica, provarono tanto dispiacere che si chiusero in casa e piansero. 18 agosto 1916, venerdì. Oggi si inaugurarono i nuovi nomi delle contrade di Aiello italiana. La piazza Chiesa e la piazza San Giovanni si intitola Piazza Indipendenza. La via Municipio si chiama Via 24 Maggio. Il Pascut si chiama Piazzale Vittorio Emanuele. La Moravizza si chiama Via Principe Umberto. Via Ioannis diventa Via Genova Cavalleria. Ottobre 1916, giovedì. Dalle ore 4 alle 5 sfilano per il paese questi 6.000 uomini con le 3 bande che suonano allegre marce. Le piazze e le vie erano gremite di pubblico che assistette a questo bel spettacolo.
Più tardi la popolazione si riversò di nuovo sulle strade per vedere il passaggio di circa 800 prigionieri che sfilarono in 2 scaglioni. Successe un incidente perché un signore diede ad un fanciullo delle sigarette da distribuirle ai prigionieri. Visto questo, intervenne un carabiniere e proibì la distribuzione. Un maggiore, che pure vide questa cosa, si avvicinò al ragazzo ed al signore e gli apostrofò dicendo che è una vigliaccheria usare delle gentilezze a questa gente, perché non sono soldati, ma assassini, e ucciderli tutti si dovrebbe. Anche ieri, al passaggio di prigionieri, qualcuno distribuì pane e sigarette, ma nessuno fece osservazione. Però un caporale italiano fu colto sul fatto mentre dava delle sigarette ad un prigioniero e oggi si seppe che questo fatto fu degradato e ricevette 5 giorni di consegna. 31 ottobre 1916, martedì. Internarono oggi Rosa Tosorato, sorella di Lorenzo, già internato. Pare sia compromessa a causa una lettera. Dal censimento eseguito dal municipio si trovano attualmente ad Aiello 520 profughi. 1 novembre 1916, mercoledì. Tutti i santi. Dopo mezzodì andammo al cimitero. Il cancello del Camposanto era ornato di verde. Ai lati era un'iscrizione formata con margherite, una prece ai soldati d'Italia che diedero la loro balda gioventù alla patria. Le tombe dei poveri soldati erano magnificamente ornate. Ogni croce rimessa nuova aveva la sua ghirlanda. Le croci dei prigionieri erano senza nome, ma avevano la stessa ghirlanda col tricolore. 11 novembre 1916, sabato, San Martino, genetriaco del re. Il paese è semi-imbandierato. Alle ore 9:30 le autorità civili e militari intervennero ad una messa bassa. Di pubblico aiellese nessuna traccia, eccettuati una ventina di signore e qualche negoziante. Il parroco tenne un bellissimo discorso d'occasione parlando ai cittadini, i banchi. Infatti, quelli che erano in chiesa dovevano convincersi che il pubblico aiellese, così clericale, si astenne dal prender parte per dimostrazione. Male, perché dopo che è stata l'occupazione, la popolazione non è mai stata così bene. 22 novembre 1916, mercoledì. Giunto ad Udine mentre attraversavo la via Savorniana, presi dagli strilloni del giornale La Patria del Friuli, la morte del nostro ex padrone Francesco Giuseppe I. A sera calma e grandi commenti sulla morte del vecchio impiccatore, come lo chiamavano qui a Udine. 15 gennaio 1917, lunedì. Pioggia di rotta. Gran passaggio di carraggi d'ogni specie. A mezzodì passa la fanteria del 14° reggimento, tutti grondanti d'acqua. Un tenente,
che fa il corso di abilitazione nei baraccamenti espressamente costruiti, molto indignato contro gli imboscati, si trattenne meco in negozio per parecchio tempo. Fra le tante cose, mi racconta come i giornalisti al fronte descrivono l'entusiasmo dei soldati. Era in trincea in settembre, da lungo tempo, fra le nevi del Pasubio in Trentino. I soldati, quasi tutti, erano reumatizzati e anche molti assiderati ai piedi. Venne il giorno desiderato del cambio. Triste fu lo spettacolo vedere questi poveri combattenti sorreggersi uno con l'altro, piangendo di dolore nell'uscire dalla trincea. Un giornalista che vide questa scena ebbe il coraggio di descrivere l'entusiasmo del soldato italiano per la guerra, che quando abbandona la trincea piange di dispiacere. Non si lasci vedere questo giornalista quando sarò borghese, perché se lo vedo lo prendo scapaccioni. 21 marzo 1917, mercoledì. Pioggia. Molto si chiacchiera della prossima offensiva austriaca. Il popolino, e specialmente le babe, vedono già una calata di questi e commentano. Anciamo un po' e dopo gli italiani hanno di dove corri, perché se no vengeranno sdrenti, alludendo a un'avanzata degli austriaci dal Trentino. I giornali questi giorni scrivono molto di una prossima seconda straffe e spedizione. Basta, chi vivrà vedrà. De Savognani. De Savognani interrompe il proprio diario il 21 marzo 1917 con un "Chi vivrà vedrà".
Il suo fu uno sguardo partecipe e a noi rimane l'amarezza di non poter leggere le cronache del nostro compaesano sino alla fine della guerra. Ci chiediamo inoltre qual era la posizione personale di Guido de Savorgnani verso la guerra e le problematiche politico-nazionali che implicava. Non è facile dare una risposta netta e definitiva a questo interrogativo. Per posizione e frequentazioni sociali, De Savorgnani appare vicino agli altri esponenti del liberalismo aiellese. Potremmo ipotizzare quindi una posizione sostanzialmente filo-italiana, rafforzatasi grazie al contatto con gli ufficiali italiani suoi ospiti e con la constatazione dei vantaggi economici portati dalla nuova situazione, ma sicuramente aliena da ogni fanatismo ed estremizzazione, pronta a cogliere anche gli aspetti negativi dell'occupazione italiana. Il suo è comunque uno sguardo disincantato e non privo di qualche accento ironico nei confronti della guerra e dei suoi principali attori. Non appaiono mai espressioni che riecheggiano gli stereotipi propagandistici né austriaci né italiani. La guerra è vista come una tragedia, un flagello, fin dal periodo in cui si trova Lubiana. In una delle poche pagine che hanno il sapore di una riflessione, con toni insolitamente aulici rispetto al resto del diario, Guido rivolge il suo pensiero alla moglie, alla famiglia, al paese. Penso ad Aiello Melanconica, che ogni numero di casa ha da pensare a qualche soldato lontano, figlio, sposo, padre o parente. Al verde Friuli pieno di vita un dì, oggi tutto morto. Ah, quando ti rivedrò, quando ritorneranno i tuoi figli, non tutti ti rivedranno, perché più d'uno lascerà la vita sul campo di battaglia. Altri poi, che partirono sani e giulivi, ritorneranno disgraziati. Sì, termini questo immane flagello e si ritorni alla pace di un dì. La pace ritornò, ma Aiello e le terre redente pagarono a caro prezzo la crudeltà della guerra prima, l'inserimento nella nuova nazione poi. A 100 anni esatti dall'occupazione italiana, il pensiero e la preghiera delle singole coscienze vada ai nostri caduti. I grigio-verdi del Carso. Il gruppo folcloristico che i Diuanis, vi portate davanti, le voci recitanti Tiziana Perini, Adriana Miceu, Vanni Feresin e Andrea Nikolausic. Ed un applauso anche
Ecco, ha concluso, se vuole portarsi davanti anche al gruppo culturale, musicale e storico San Paolino di Aquileia con il suo maestro Flavio Sgubin. Se viene avanti, fatevi vedere anche voi, è stata una bellissima serata, una serata che il Circolo Culturale Navarca ha voluto ricordare a 100 anni dell'evento. Abbiamo concluso, è stata un po' lunga, abbiamo fatto vedere anche delle belle immagini d'epoca di Aiello e visto che siamo arrivati alla fine, la gente del paese 100 anni quando appunto gli italiani presero possesso di questi territori, impostò le sue tasse. E quindi per concludere e per sostenere questa serata, dei soldati vi consegneranno una tassa di pubblico spettacolo espressa in lire, ma ben volentieri noi accettiamo anche l'euro, quindi siate generosi nei confronti di questa serata che ci ha impegnato veramente tanto. Quindi grazie a tutti voi, no, che siete venuti e di nuovo ai nostri protagonisti un bel applauso. Di nuovo un bel applauso. Aggiungiamo una cosa, un grazie grande a Aurelio Pantanali, a Giacomo, ma perché ha saputo coordinare una cosa così imponente. Non abbiamo mai fatto prove. Bravissimo Aurelio, grazie. Oh, grazie a voi. Bene. Allora ecco i soldati, poi all'estremità dell'uscita, sia alla vostra sinistra che alla vostra destra, troverete anche una cassetta per le offerte. Sappiamo che non avete delle lire in tasca. Bene. Allora bravissimi, abbiamo concluso. Buonanotte a tutti.